Ben ritrovati cari amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Cosa dire? La figura di alta pressione che per parecchi giorni ci ha preservato da perturbazioni d'aria fredda ormai si è sgonfiata, si è sgretolata soprattutto sul suo bordo settentrionale. Questo ha favorito l'ingresso di un sistema perturbato e della formazione di una bassa pressione sui nostri mari che porterà un tempo brutto per i prossimi giorni. La mappa che volevo proporvi è una mappa incentrata a circa 5.500 metri, fa vedere la distribuzione delle alte e delle basse pressioni. Possiamo notare come in corrispondenza dell'oceano c'è questa elevazione dell'alta pressione con i colori sul giallo e l'arancione che farà un po' da blocco nei confronti delle masse d'aria fredda che provengono dal nord. Da blocco nel senso che permetterà a queste masse fredde dal nord in collegamento con altre masse fredde provenienti dai settori più orientali di discendere sul Mediterraneo. Si creerà appunto una bassa pressione che terrà sotto scacco il nostro territorio per diversi giorni. Si tratta comunque di una previsione un po' difficile per inquadrare con esattezza quali saranno le zone dove il tempo sarà brutto, l'estensione delle precipitazioni. Ancora più difficile la determinazione della quota neve perché affluirà dell'aria fredda e il limite della neve è proprio prossimo alle zone pianeggianti. Più sicure per quanto riguarda la neve in pianura le zone del nord-ovest, quindi Piemonte, parte della Liguria, Lombardia ed Emilia più occidentale, un po' più a rischio neve le zone invece delle pianure del Veneto e il resto della Romagna. Comunque per quanto riguarda il territorio diciamo che il lunedì vedrà ancora delle precipitazioni nella prima parte della giornata sotto forma di neve sulle zone montuose, collinari e appunto anche qualche fiocco di neve potrebbe avvicinarsi sulle zone pianeggianti, ma come dicevo si tratta di un'altitudine, di una quota neve abbastanza a risico per cui basta quel poco in più di aria fredda per trasformare le precipitazioni prevalentemente a carattere nevoso anche sulle zone pianeggianti, quindi mettiamolo come possibilità. Ci sarà poi una pausa, un nuovo peggioramento probabilmente a partire dal pomeriggio di martedì. Anche qui solito discorso, quota neve lì per avvicinarsi alle zone pianeggianti, probabile nuovo peggioramento alla volta di giovedì. Si tratta comunque di una situazione in tutta evoluzione, per cui invito voi tutti a seguire il sito www.vicenzameteo.it che giorno dopo giorno cercherà di illustrare questa situazione. Con ora conclusa, auguro a voi tutti un proseguimento di settimana. Per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo la volta di venerdì.